Roberto Tonon, 51 anni, insegnante di musica e assicuratore, è uno degli 8 candidati sindaco di Vittorio Veneto. Lo sostengono 5 liste: Partito Democratico Cambia Vittorio con Roberto Tonon sindaco, Scelta Civica per Vittorio Veneto, Io Cambio Vittorio oltre il Veneto Art, Lista Civica Consigli di quartiere. Questo è il suo slogan. Cambia Vittorio. Vittorio deve ritornare ad essere capoluogo di tutto il vittoriese. La Lega purtroppo ha relegato Vittorio alla periferia della provincia. Ecco le priorità per Vittorio Veneto secondo il candidato del centrosinistra. Le prime che metteremo in atto sono quelle di una revisione della macchina comunale, una sistemazione essenziale della manutenzione che non è stata fatta e da un punto di vista simbolico la prima cosa che faremo per rappresentare la voglia di cambiamento di Vittorio è liberare dal cantiere Piazza Meschio dopo 5 anni di chiusura della piazza. Tonon ha deciso di candidarsi dopo la richiesta di un gruppo di amici e di associazioni e ora chi verrà eletto sindaco del comune di Vittorio Veneto si troverà a dover affrontare la sentenza della Corte dei Conti che prima ha condannato il comune per lo sforamento del patto di stabilità del 2008 e ora gli ha imposto di applicare le sanzioni entro 60 giorni. Purtroppo questo pone un altro grosso macigno sulle difficoltà che il comune di Vittorio si troverà ad affrontare, chiunque lo amministri.